Ecco, questi gli ultimi dati. Lopalco, Borrelli ha sottolineato molto, come abbiamo sentito tutti, la diminuzione dei posti in terapia intensiva. Questo è un dato fondamentale perché questo ovviamente, come ha detto giustamente Borrelli, ci dà un po' di respiro al servizio sanitario. Il problema principale di questo virus, oltre alla sua contagiosità, è proprio il fatto che tante persone che devono ricevere assistenza ad un certo punto improvvisamente possono peggiorare e hanno bisogno di un letto in terapia intensiva. La disponibilità di letti in terapia intensiva non è infinita e quindi il fatto che da oggi effettivamente noi possiamo in qualche maniera liberare qualche letto di terapia intensiva fa respirare tutto il servizio sanitario nazionale e soprattutto il servizio sanitario di quelle regioni più colpite dall'infezione. Però vorrei sottolineare anche in rapporto a quello che è stato detto prima, che magari qualcuno può sentirsi un po' più rilassato e dire vabbè è tutto finito. Avete sentito i numeri, non è finito per nulla. Qui abbiamo più di 88.000 casi attivi, cioè casi con l'infezione. È vero, tanti di questi casi stanno a casa e siamo contenti che si tratti quindi di casi lievi e casi appunto che non hanno bisogno di assistenza ospedaliera, ma sono decine di migliaia, cioè l'epidemia non è affatto finita, l'epidemia non è passata, l'epidemia è nella curva discendente, c'è un calo dei casi, ma di casi ce ne sono tanti, sono migliaia i casi che riportiamo ogni giorno, quindi vi prego, altrimenti davvero dobbiamo cominciare tutto da capo. Ricordiamoci che quando noi avremo avuto l'ultimo caso, bisognerà aspettare 2 settimane per essere sicuri che non ci siano altri focolai accesi. Se noi domani dovessimo già avere nuovi casi, un aumento di questi casi, significa che tutto questo sforzo dovrà essere spostato in avanti. Se facciamo tutti bravi, sia i cittadini che gli operatori sanitari che ce la stanno mettendo tutta per cercare di spegnere questi focolai, se tutti faranno il loro dovere, ecco, non dobbiamo spostare ulteriormente in avanti questo traguardo. Ecco, parole molto importanti queste, professor Lopalco. Di Bella, abbiamo sentito Borrelli ringraziare la Germania perché insomma molti pazienti italiani sono negli ospedali tedeschi.